Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione che è il professor Norman Doidge, che saluto e ringrazio per essere qui. Ringrazio come sempre l'amico Cristian Barzazzi, presidente della Fondazione Giovani Leoni. Voi la storia la conoscete già perché ci siamo ritrovati qualche mese fa per la presentazione del suo libro, che parla appunto della sua storia personale, parla di Riccardo, il bimbo che è affetto da paralisi cerebrale e degli sforzi, delle emozioni. Ora io capisco che a qualcuno potrebbe anche venire in mente di dire: ma lei, presidente della sesta commissione, quindi la commissione che si occupa in prevalenza di cultura, che cosa c'entra con tutto questo? Allora, c'entra al di là della sensibilità della politica, della sensibilità che ognuno di noi non può non avere di fronte a determinate problematiche. Ecco, io come presidente della Commissione Cultura c'entro perché la cultura possiamo definirla nella sua derivazione dal latino coltivare, abitare, come possiamo definire la cultura come il potere di abitare il mondo e di rendere il mondo abitabile. E qui la questione si fa ancora più difficile, perché voi direte: ma che cosa c'entra tutto questo con la paralisi cerebrale? Allora, stiamo parlando anticipando un po' quello che sarà l'oggetto del seminario di domani presso la Fondazione Cini. Brain Up. Seminario in cui si parla del metodo Feldenkrais. Allora, non spetta certo a me, di fronte ad un così autorevole esponente della materia, spiegarvi in che cosa consiste il metodo Feldenkrais. Però quello che mi ha colpito, e qui mi riallaccio al discorso della cultura, è perché in questo metodo si parla di integrazione tra movimento, sensazioni, sentimento, pensiero. Temi che afferiscono direttamente non solo al concetto di cultura, ma al concetto più ampio dello star bene, e direi possono costituire delle basi per una convivenza sociale di tutto rispetto, cosa che forse oggi ci manca un po'. Quindi movimenti, sensazioni, sentimento, pensiero, per far funzionare il corpo umano attraverso gli impulsi ricevuti dal sistema nervoso. Quindi questo è un metodo caratterizzato da un approccio dolce, e questo approccio dolce aiuta il cervello a creare nuove connessioni, a creare un migliore equilibrio, una nuova armonia nel nostro corpo e nelle nostre azioni. Allora, è vero che stiamo parlando di una grave patologia, ma è anche vero che questa patologia in qualche modo, seppur diverso, colpisce un po' tutta la nostra società, perché c'è la mancanza, forse troppo accentuata, del sentimento, delle sensazioni, del pensiero, che diventa sempre più uno stereotipo. E quindi questo secondo me, questo metodo, questa è un'occasione che ci permette di allargare proprio alla cultura
tutte queste nozioni e questo nuovo approccio. Quindi parliamo di movimento, di consapevolezza e di ascolto. Allora, consapevolezza da sapiens, il sapiente, ha a che fare con il gustare, con la consapevolezza di rendersi conto del valore delle nostre sensazioni. Quindi imparare a gustare il movimento e a percepirne la sensazione, cosa che il mondo di oggi non è abituato più a fare. Quindi arrivare a sentire dove inizia il movimento è come un sasso gettato nell'acqua, si creano dei cerchi concentrici e quindi tutte le nostre sensazioni si allargano a ricomprendere tutta la nostra figura. E quindi questa dolcezza di questo metodo, questi sentimenti, questo pensiero veramente soft, direi, dobbiamo imparare ad utilizzarlo nei rapporti interpersonali ogni giorno, tutti. E tutti, dico, nell'approccio alla sanità. Sapete che abbiamo anche grossi problemi tra medici, pazienti, non c'è più quel rispetto, quel riconoscimento di quell'autorevolezza del medico che ci cura. E quindi anche qui il concetto della cultura che cura. E sono concetti molto strettamente connessi a cui dobbiamo appellarci e che non dobbiamo dimenticare mai. Io credo che siamo all'ultimo stadio e quindi dobbiamo assolutamente recuperare tutti questi che sono valori fondanti della nostra, o dovrebbero essere valori fondanti della nostra società. Quindi per questo ringrazio molto il professor Doige, ringrazio l'amico Christian, perché per me sono occasioni queste di dimostrare che anche la politica, perché io ahimè, per fortuna, dico, tra le righe sono un politico, noi queste cose dobbiamo tenerle presenti, e tant'è che anche la Regione Veneto ha contribuito al progetto che si occuperà del metodo Feldenkrais, di cui poi vi parlerà l'avvocato Christian Barzazzi, al quale cedo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Io dirò pochissime parole in italiano, poi switcherò all'inglese, al mio pessimo inglese, così il professor Norman Doige mi potrà capire. Porto anche i saluti del professor Stefano Masiero, che è prontissimo per coordinare e moderare il seminario di domani, che sarà importantissimo perché si parlerà appunto di neuroplasticità, di metodo Feldenkrais e di paralisi cerebrale. So, everything was started 9 years ago, about 9.5 years ago, when Ricardo was born. This was, I think, the worst period, the worst experience in my whole life, because he was almost died and my wife too. And so I really had only to pray. I pray Jesus Christ, I pray our Mom Maria to help them to survive. This was my only things. I said to God, God, take my life, please. Take my life, because I want they can survive. And so then the diagnosis, cerebral palsy. I don't know this word. I don't know what can be a cerebral palsy. And my son's one was the most severe, the quadriplegic one. So he can control the head, the trunk, he can't feed himself. The only things I heard from the doctor were he will not talk, he will not walk, he will not feed himself, he will die very young, maybe from 20, 30 years, from a lot of pain and problems. And one day I discovered from, in a strange way, from Amazon, that suggested me Norman Doige book. I say the title in Italian because I don't remember in English, Il cervello infinito and Le guarigioni del cervello. And literally in a couple of days I read them, 1,000 of pages I think about, and what I thought that the brain is so big, there's so a lot of connection that can grow also if there is a damage, I read in a simple way.
My life changed, my eyes. I talked to my wife, there is a way, there is a way. There is a way. And Norman Dodge, in his second book, talk about Feldenkrais method. How can recover a children, Elizabeth, with the Feldenkrais method. I read about this method, and immediately we booked a flight to go to, after 2-3 weeks, to California, where we remained more than 1 year. And Ricardo started a recovery path. It's long, for sure. Now he's 9.5. But usually these children at 5 years old, they can't improve. Ricardo, he is improving every day. I talked to Norman coming here. Every day he's improving. Now we are working the standing position with something unimaginable. Something unimaginable. Really, the spasticity is almost disappeared. No more spasticity. When a child can lost the spasticity after 5 years. He started the Feldenkrais at 5 years. I needed 5 years to discover Norman Dodge books. So I had a dream. I have a dream. But like in Norman Dodge book is written that Moshe said to Elizabeth's parents, don't worry, Elizabeth will dance at his wedding party. And so my dream is that Ricardo can dance at his wedding party. Another dream, but now is the reality, was to meet Norman Dodge. I sent an email. I was no one people in 7 billion in the world. And he replied, and he came here. So it's really a big honor to have, the most important man that talked about neuroplasticity and about this method in all over the world that he's talking about, he will say later. And so I thank you so much, Norman. I invite you to talk. I want to share your hand here, and I leave you the word. Thank you so much to be here. Per quelli che sono a casa ho raccontato la storia di Ricardo, di questi 9 anni vissuti dove alla diagnosi purtroppo era che non c'era nessuna speranza per Ricardo, non avrebbe potuto camminare, parlare, alimentarsi da solo e sarebbe morto tra i 20 e i 30 anni di una serie di dolori e problematiche. E poi ho scoperto la neuroplasticità dai libri del professor Norman Dodge, leggendo i suoi libri Il cervello infinito e le guarigioni del cervello. E da lì abbiamo iniziato questo metodo che sta dando a Riccardo questa possibilità importantissima e sta migliorando ogni giorno. E poi dicevo, io ho un sogno che era quel sogno che Moshe Feldenkrais profetizzò ai genitori di Elizabeth, questa ragazzina nata con un gravissimo danno, anzi una mancanza di 3/4 del cervelletto, disse a loro: vostra figlia ballerà al suo matrimonio. E così Elizabeth fece. Il mio sogno quindi è che Riccardo balli al suo matrimonio. Ed è un sogno in cui credo fortemente giorno e notte. Poi un altro sogno era incontrare Norman Dodge, pensavo qualcosa di impossibile, gli ho mandato un'email, ha risposto ed è qui per parlare a tutto il mondo, da Venezia, piattaforma internazionale, insomma i veneziani hanno sempre viaggiato per tutto il mondo, e quindi alla Fondazione Giorgio Cini, che ringrazio della disponibilità per domani, questo importante seminario, parleremo e cercheremo di immaginare il futuro della riabilitazione di questi bambini. Dicevo, voglio stringere la mano a Norman qui davanti a tutti e lasciare a lui la parola. Grazie ancora. Norman. Thank you so much to be here. Thank you. Say a few words. Oh, okay. Well, thank you very much, Christian, and Grazie a tutti, vi ringrazio molto per essere qua. okay. Sure. Thank you very much, Christian, and thank you very much, Francesca, for your remarks, which are very apt. Grazie molte, grazie a tutti, grazie molte Francesca per quello che è stato detto, che ho trovato molto attinente. Grazie molte. Grazie molte a tutti, grazie molte Francesca per quello che è stato detto, che è molto
attinente a quella che è la tematica e a quello che voglio dire. After I explain a little bit about neuroplasticity, I will speak to the question you had about culture and cultivation more generally. Dopo che spiegherò che cos'è la neuroplasticità, vorrei riprendere quello che è stato detto rispetto alla cultura e legata alla sua etimologia e quindi al coltivare. So what I'll do just before we go to questions is I will explain what neuroplasticity is, Prima di passare alle domande, vorrei prima di tutto spiegarvi che cos'è la neuroplasticità and a little bit about the Feldenkrais method and why it is a neuroplastic method. e anche un pochino rispetto al metodo Feldenkrais e anche perché è un metodo neuroplastico. And how it works in generally. So, in a way, this story begins very close to here in Padua, Italy, many, many years ago, and the famous Anatomy Museum at the university there. And William Harvey came and trained there and was able to, through dissection, show that the heart worked very much like a pump. La storia inizia molto tempo fa, però non lontano da qui, in un teatro anatomico, dove William Harvey ha lavorato sulle sezioni del cuore e ha visto che il cuore lavora come una pompa. And the other component of the story related to Padua, of course, is Galileo, who showed in many respects, along ultimately with Newton, that there was a new model for how the universe was organized, which was the mechanical universe, or what was called later on, what was called the clock-like universe in the Renaissance. E l'altra persona collegata a Padova, oltre a Harvey, è Galileo Galilei, che ha spiegato durante le sue lezioni un modello di come funziona l'universo, e un modello dell'universo meccanico, e anche come legandosi a un modello come un orologio. And it soon seemed to scientists that for any kind of explanation to be scientific meant it had to be mechanistic, part of this machine-like universe. And the heart, of course, was a great example insofar as it was a pump. E quindi si è pensato proprio all'universo come una macchina, e tutto quello che è scientifico è stato visto proprio in visione meccanicistica, anche pensando proprio al cuore come pompa. And we soon started to attempt to explain all of our inner organs as though they were like little machines, and they worked by the mechanical laws of motion. E da qui si è cominciato a studiare un po' tutti gli organi, però sempre secondo quest'ottica di organi come macchine che funzionano, anche quando sono in movimento, tutto legato al sistema macchina. And in a way, the next major development was the work of the French philosopher René Descartes, who was also a scientist and a good scientist in many ways. And he explained that the brain worked also like a pump or hydraulic system. E lo sviluppo successivo è legato a quella che è la filosofia di Cartesio, dove lui paragona anche il nostro cervello a una macchina che lavora come il cuore, come una pompa, come un sistema idraulico. And I know that may seem odd to you to think of the brain that way, but we still think of the brain as having currents in it. E io so che appunto questa visione ci può essere anche molti di voi, però nel cervello lo pensiamo anche come un insieme di correnti. So in one of Descartes' most important books, there's a picture of a boy. Some of you may have seen it, and he's bending
in front of a fire, and his nerves are drawn as vessels, like empty pipes. Sì, e ad esempio un disegno, una rappresentazione di questo è di un bambino di fronte, piegato, inginocchiato di fronte a un fuoco, e tutti i suoi vasi, cioè i suoi nervi sono disegnati proprio come dei vasi. And he said that when the boy's foot felt the fire, it sent a current up through his leg, up to his brain, that was reflected by reflex, that's where we get the word reflex, back to move his foot away. E quando il bambino ovviamente va vicino al fuoco e si scotta, c'è l'impulso nervoso che viaggia attraverso i suoi nervi, arriva al cervello e poi viene inviato di ritorno il riflesso che lo porta poi a allontanarsi. So that was a machine model. And when we discovered electricity, we began speaking of electric currents going up from the periphery or the foot to the brain and then being reflected as a reflex back. Quindi, riferendoci a questo esempio, ci dice come il cervello comunque venga visto ancora come una macchina e in cui abbiamo queste correnti che arrivano e poi ritornano, però a livello di riflesso, ok? Quindi un sistema macchina che funziona come riflesso. And each time that a new machine was invented, people started to try to explain the brain as though it were some version of that machine. E ogni volta che nel tempo è stata inventata una nuova macchina, si è cercato di spiegare il funzionamento del cervello paragonandolo al funzionamento di quella nuova macchina. So when the pump was most impressive, we called it a kind of hydraulic pump-like machine. Quando all'inizio c'era il modello della pompa, quindi si parlava di macchina con sistema idraulico, And we took the idea of currents. And then when electricity was invented, we started to speak about brain circuits. quindi all'inizio era il modello della pompa, poi quando si sono cominciate a studiare le correnti, si è cominciato a parlare di circuiti cerebrali. And now, of course, because people are impressed by computers, people speak about the brain as though it's another kind of machine, a computer. E adesso che è stato inventato il computer, si è cominciato a paragonare il cervello alla macchina computer. And we speak about our thoughts as though they're like software and the brain as though it is hardware. E infatti nel linguaggio si parla dei nostri pensieri come software e il cervello come hardware. Now you can see from this little historical presentation that we are struggling to describe the brain, not in its own terms, E come potete vedere da questa breve introduzione proprio storica, come di fatto facciamo fatica a riuscire a descrivere il cervello appropriatamente, as a living organism, come un organismo vivente, un organo vivente, un organismo vivente. but as an inanimate object. Sorry? As an inanimate object Sì, ma invece come un oggetto inanimato that works by mechanical principles che funziona secondo principi meccanicistici and completely leaves out mind, e viene lasciata completamente da parte la mente. now this turns out to be a very grave problem clinically. E questo di fatto è un problema molto molto serio a livello clinico, Because machines do many glorious things, perché le macchine sono in grado di fare imprese straordinarie, but when they're injured or they're broken, ma quando si rompono o vengono danneggiate, they don't reorganize themselves. non si riorganizzano. They loro don't grow new stesse. parts. They don't grow new parts. Non riescono a far ricrescere certe parti, They're more likely to wear out from use
è più facile che alla fine non vengano più usate perché non funzionano più, than they are in some ways to improve. invece di avere certi modi per ripararle, per migliorare. And this machine metaphor Questa metafora della macchina. gave rise to a neurological nihilism Questa metafora della macchina ha poi portato a un nichilismo neurologico from many, many different kinds of neurological conditions, per moltissime situazioni, patologie neurologiche, because we started to think about people as broken, perché abbiamo cominciato a pensare alle persone come rotte and we started to think about our nature as fixed, e abbiamo pensato a come si poteva, alla loro natura come fissa. and we started to think about ourselves as we aged E abbiamo cominciato a pensare a noi come quando invecchiamo, as more likely to wear out from overuse e come quando noi invecchiamo e poi dobbiamo essere, tra virgolette, rimpiazzati, nel senso che non siamo più utili, ecco. instead of thinking of the danger of us wasting away, Invece di pensare al pericolo del buttarci via, che è proprio uno spreco, from underuse. proprio per il sottoutilizzo con l'età, no? Okay. So neuroplasticity goes very much against this whole idea of the machine-like brain. La neuroplasticità va molto contro questa idea del cervello legato a un sistema macchina. And it's a property that has been demonstrated in the laboratory microscopically, Ed è una proprietà del cervello che è stata dimostrata in laboratorio a livello anche proprio microscopico and it exists on many, many different levels in the brain. e esiste a diversi livelli nel cervello. And the definition is that neuroplasticity is that property of the brain E la definizione è che la neuroplasticità è quella proprietà del cervello that allows it to change both its structure, its physical structure, and its function che gli permette di cambiare sia la sua struttura fisica sia la sua funzione through mental activity and experience. attraverso una esperienza di attività mentale. So I'm talking about your brains, Quindi sto parlando proprio dei vostri cervelli, which are very dynamic and change, che sono molto dinamici nel cambiamento and your children's brains and children's brains. e anche parlo anche dei cervelli dei bambini, anche dei vostri bambini, And even the brains of children with severe brain damage. e anche dei cervelli dei bambini con un danno cerebrale grave. Now, we learned over the years that the brain processes different mental functions to some degree in different locations. Abbiamo imparato durante gli anni come nel cervello vengono processate varie funzioni mentali in varie aree e a vari livelli. But we now know, for instance, that after a stroke, Ma adesso, per esempio, siamo a conoscenza che dopo un ictus that if a processing area over here is damaged, c'è una area di processamento proprio qui dove è avvenuto il danno, that often, not always, but often, che spesso, non sempre, però spesso, an area beside it can take over, molto spesso un'area vicino, circostante, può rimpiazzare or l'area even, danneggiata, or even in the opposite hemisphere sometimes. ma non solo un'area circostante, anche un'area che è lontana, magari dal lato opposto. And we know this now because we have many different kinds of functional brain scans E adesso siamo potuti arrivare a conoscenza di
di questi aspetti, proprio perché grazie alle tecniche di immagine funzionale, di imaging, neuroimaging, per cui abbiamo proprio gli scan, le immagini dove possiamo riconoscere questo. Now, there were hints that something like this might be possible even 100 years ago. Già centinaia e centinaia di anni fa c'erano state delle ipotesi che potesse essere così, qualche pensiero, solamente però delle intuizioni. Yeah, there were cases in Europe, there were cases in America where people who had strokes got very, very intensive long-term rehabilitation therapy. Sì, sia in America sia in Europa ci sono vari casi di persone che vanno incontro a degli ictus e che hanno dei trattamenti riabilitativi intensivi per tempi molto, molto lunghi. Often these therapies were given by the patient's families themselves. E dopo queste terapie vengono date ai pazienti dalle stesse famiglie. Because they were never trained to believe Perché non erano allenati, diciamo, abituati a credere in questa possibilità. in this doctrine of the unchanging brain. Perché avevano, diciamo, anche loro il dogma del cervello che non cambia, ecco, quindi. You have to be very advanced intellectually to understand that the brain can't change, but these people hadn't had that training. Per riuscire, per capire, per comprendere che il cervello è dinamico e può cambiare, devi essere molto preparato anche a livello intellettuale, aver studiato, e quindi la maggior parte di queste persone non aveva queste conoscenze. So these people, not knowing any better, treated the brain like a muscle. E quindi tutte queste persone che non sapevano che il cervello fosse dinamico, che potesse cambiare, hanno trattato le persone quindi con ictus col cervello, trattandolo come un muscolo. And went back to childhood and treated their relatives as though they were children learning to move for the first time. And they treated their relatives who had strokes E hanno trattato i loro familiari con l'ictus as though they were children come se fossero dei bambini learning to move for the first time. che imparavano a muoversi per la prima volta. So this idea that the brain can't change because it's a machine is a very modern idea. Like, 400 years, it's been around 400 years. Allora, quest'idea che il cervello non possa modificarsi e che sia ancora proprio assimilabile a una macchina è ancora radicata, ed è un'idea che è radicata da 400 anni And almeno. in the ancient world, there are many practices where people learn to do almost impossible things. In antichità ci sono anche però molte pratiche dove le persone fanno delle cose quasi impossibili, Certain kinds of meditation, certi trattamenti medici, martial arts, arti marziali, musical trainings. Allenamento, diciamo, comunque training musicale. And we now know from brain scans that all of these things are actually changing the brain. E adesso noi abbiamo avuto la risposta proprio dalle tecniche di neuroimaging come tutte queste tecniche vanno a modificare il nostro cervello. Okay, so now for Feldenkrais. Adesso passiamo a Moshe Feldenkrais. I'll just say a few things about his background. Dico solo poche cose rispetto alla sua storia personale. He was one of the people who brought judo to Europe. Lui è una delle persone che ha introdotto il judo in Europa. And judo was conceived of, like many Eastern practices, as a mind-body practice.
E il judo è stato concepito, come molte tecniche pratiche orientali, come una pratica mente-corpo. He was also a very important physicist, E Feldenkrais era anche un fisico molto importante e famoso. and in fact, he worked in the laboratory of Joliot-Curie, E infatti lavorò nel laboratorio in Francia di Joliot-Curie. the husband and wife couple that split the atom in Paris. Il marito e la moglie che a Parigi hanno lavorato sulla scissione atomica. before Fissione the war, nucleare, sì. and he created their machine to split the atom and set up the chain reaction. E lui ha creato proprio la macchina per la scissione dell'atomo e anche non solo creata ma anche proprio dato il via al funzionamento di questa macchina. And when the Nazis came to Paris, because he was a Jew, E quando i nazisti sono entrati a Parigi e lui era un ebreo, Joliot-Curie gave him the French atomic secrets, e la Joliot-Curie gli ha consegnato i segreti and heavy water, sì, gli ha consegnato i segreti diciamo, dell'acqua pesante a livello atomico proprio which he smuggled out and gave to the British to Sì, keep from the Nazis. che Moshe ha portato via da Parigi e dai nazisti, quindi quando poi è andato in Gran Bretagna. And then he worked for British counterintelligence. E poi ha lavorato per i servizi segreti britannici. And because he just happened to be one of the most advanced martial artists in the world at the time, E proprio perché era una delle persone più esperte di arti marziali a quel tempo and he wrote books on judo, e scrisse proprio anche dei libri sul judo, which had scientific equations in them, che ovviamente hanno anche delle conoscenze scientifiche in quello che lui ha scritto riguardo showing al how judo. small people could throw big people over their shoulders, showing how small people Yes. could throw big people over their shoulders, Sì, e quindi ha mostrato e dimostrato nei suoi libri come persone anche esili, piccoline, siano in grado di arrivare a gettare delle persone molto più grosse di loro sopra He le ended loro up- spalle, tirarle. he ended up being the trainer for British paratroopers in D-Day. E alla fine queste capacità, queste competenze lo hanno portato a diventare l'allenatore Paratroopers? delle truppe d'imbarco britanniche. So you can see he's a very unusual person outside of the box. Sì, quindi sicuramente questo vi fa capire come sia una persona straordinaria al di fuori proprio della normalità. Yeah. ecco. Now, he personally had a very serious knee injury. Anche lui, fra l'altro, ebbe proprio personalmente un danno importante al suo ginocchio And it acted up when the Nazis invaded Paris. Sì, e questo successe proprio quando i nazisti entrarono a Parigi, But it was a physical injury, and a surgeon told him that only surgery would help him. sì, era un danno fisico e il chirurgo gli disse che solamente la chirurgia poteva risolvere, guarire questo danno. But the surgeon said that there was a 50% chance the operation wouldn't work, Però gli disse anche che c'era il 50% di possibilità che l'operazione non and andasse even in if porto. even if it worked, he would not function normally. E anche se l'operazione fosse andata bene, comunque non avrebbe potuto recuperare totalmente la funzionalità del ginocchio. So he took that very big mind of a physicist and he started studying himself, and he combined it with what he knew about mind-body Sì, e mind-body interactions from judo, E quindi lui cominciò a studiare se stesso e cominciò a prendere tutto quello che aveva studiato anche rispetto all'interazione mente-corpo tramite la pratica judo. and then he reviewed all the biological literature,
on how nerves work. E anche fece una revisione di tutta quella che era la letteratura scientifica rispetto a come funzionano i nervi, come funziona il sistema nervoso. And he formulated his approach, which had a number of key assumptions. E quindi formulò quello che è il suo approccio, quello che adesso conosciamo come metodo Feldenkrais, descrivendo alcune assunzioni, alcuni principi proprio cuore del metodo. And he was really one of the very first people to start talking about neuroplasticity and how to apply it. Ed è veramente una delle prime persone che ha cominciato a parlare di neuroplasticità e di come poterla applicare. And he was a transitional figure. At times, he was speaking with almost computer-like language, but he later abandoned that. E c'è stata una fase transizionale perché all'inizio utilizzava un linguaggio simile a quello dei computer, però poi l'ha abbandonato. So one of the key points is that we are not separated into mind and body. Uno dei principi chiave che lui afferma è che noi non siamo mente e corpo, non sono entità separate, noi non siamo separati in mente e corpo. They're two aspects of a whole. Sono due aspetti dello stesso intero. And that we are born with some instinctual inclinations E noi nasciamo, comunque siamo nati, con delle inclinazioni, con delle attitudini istintive, but most of our brain, if it were a computer, ma la maggior parte del nostro cervello, se lavora come un computer, is unprogrammed at birth, non è programmato alla nascita. and that is experience Ed è proprio l'esperienza that basically lays down pathways in the brain ed è proprio l'esperienza di fatto che mette giù e crea le vie, i lays circuiti down the nel functional cervello. pathways in the brain. Sì, arriva proprio a porre le fondamenta dei circuiti funzionali nel cervello. And that the essence of understanding this entity that is us holistically E l'essenza del comprendere che cos'è questa entità che siamo noi a livello proprio olistico is understanding what Francesca pointed out, è la that, comprensione di quello che è stato detto prima da Francesca. that thought, sensation, movement, and feeling E insieme sensazioni, movimento, sentimenti e pensieri are part of every experience. fanno parte di ogni esperienza. And so, let's say a person has quadriplegia. Allora, facciamo un esempio, una persona con una quadriplegia, una Which o most- tetraplegia, which most people would see as a problem in the areas of the brain that govern movement alone. La maggior parte delle persone vede questa situazione come una persona che ha un danno alle aree del cervello che controllano solamente il movimento. You might be able to reawaken Tu puoi essere in grado di risvegliare the damaged capacity to move la capacità danneggiata rispetto al movimento, for instance, by giving the person the sensation ad, of es- movement. ad esempio fornendo alla persona e dando alla persona la sensazione, cioè facendo in modo che la persona possa sentire il movimento. Because in the brain, they're connected always. Perché nel cervello sensazione e movimento sono sempre connesse fra di loro. And one of the things he discovered over and over E una delle cose che lui ha scoperto proprio is that if you want to do new learning, è che se tu vuoi avere dei nuovi apprendimenti,
It's very important to have awareness, È molto importante avere consapevolezza which often you can do best in a quiet place, che è meglio avere in un posto tranquillo, doing the most gentle of movements, muovendosi in maniera molto molto gentile e delicata, or have a practitioner give you the sensation of movement, o con un insegnante che vi fa sentire la sensazione del movimento, while the child is aware of that very small movement, sì, o anche col bambino, e questo porta alla consapevolezza di movimenti molto 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 piccoli, which turns on the learning circuit in the brain. e questi accendono, innescano, fanno partire il circuito di apprendimenti a livello cerebrale. So it's not a question to improve of no pain, no gain, like weightlifters say. Quindi non è un apprendere, come dicono i sollevatori di peso, se non hai dolore non ottieni niente, But rather, if you strain too much, you will gain little. ma piuttosto è il contrario, cioè se tu stressi troppo ottieni molto poco. Now, through application of a number of these principles, he was himself able to help, and his students have been able to help many conditions. E quindi con le applicazioni di questi principi del suo metodo, sia lui stesso ma anche i suoi allievi sono stati in grado di trattare molte condizioni di patologia, Including stroke, che includono l'ictus, speech loss, la perdita di linguaggio, learning disorders, i disordini dell'apprendimento many kinds of movement disorders, e molti disturbi del movimento, and lots of everyday problems like backaches and neck aches and so on. e anche molti problemi proprio della vita quotidiana, come i problemi alla parte cervicale piuttosto che il mal di schiena. Because so often the problems are not just in the joints, E questo perché la maggior parte delle volte il problema non è a livello della singola or in the articolazione muscles, o nel muscolo, but in the brain and how we have become habituated, how we developed brain habits ma il problema appunto è nel cervello e come noi andiamo a sviluppare determinate abitudini che abbiamo appreso. of moving and perceiving. E quindi abitudini nel movimento, abitudini nel percepire. Now I'm almost done, Ho quasi finito, but I wanted to say a few words about the culture issue and how it fits in here. ma vorrei dire ancora due parole rispetto alla tematica della cultura e come si adatta al metodo Feldenkrais. If we presume that we human beings are machines or computers, Se noi ipotizziamo o pensiamo che noi esseri umani siamo come i computer, come delle macchine, we set up assumptions about ourselves noi andiamo a creare delle assunzioni riguardo a noi stessi, which can have devastating consequences che possono avere delle conseguenze devastanti, because they cause us to miss something about ourselves, perché la conseguenza è che alla fine perdiamo qualcosa rispetto a noi maybe even the most important thing about ourselves. e può essere probabilmente anche delle cose ancora più importanti rispetto a noi. And we are self-aware beings. Noi siamo degli esseri umani consapevoli di noi stessi Not just feedback loops. e non che abbiamo solo non dei circuiti che ricevono dei feedback.
And one of the things that Feldenkrais observed when people have clinical problems E uno degli aspetti che Feldenkrais ha osservato nelle persone che avevano qualche problematica di tipo clinico, and that includes all of us to questo some ci degree, include tutti, is we behave compulsively. è che a volte ci comportiamo in maniera compulsiva. We go through life repeating things and straining, E noi viviamo ripetendo le cose, anche a volte in maniera eccessiva, cioè tirandole verso l'eccesso. and we often have blind spots E spesso invece abbiamo dei punti ciechi to this way of living. rispetto al nostro modo di There vedere, is cioè dei just punti so much we don't notice. che molto spesso non notiamo, che ci mancano, no? Questi punti ciechi, nel senso che è un qualcosa che non prendiamo in considerazione About our lived experience in our bodies, rispetto a quella che è l'esperienza nel nostro corpo as embodied minds, come corpo, come mente corpo incarnato. and you can't learn when you're not aware of your body or aware of the environment in which your body exists. E noi non possiamo apprendere quando non siamo consapevoli rispetto al nostro corpo e rispetto alla nostra mente e rispetto a quello che è l'ambiente anche circostante intorno a mean, noi. think of the dystopian dream Pensiamo ai disturbi del sogno, of the merchants, not of Venice, al mercante di Venezia, but of Silicon Valley, ma alla Silicon Valley. where we're all sitting at our computers Siamo tutti seduti di fronte ai computer all day long, tutto il giorno, unaware of what's going on around us, completamente unaware of our bodies, completamente inconsapevoli di tutto quello che sta accadendo al di fuori di noi, almost addicted. inconsapevoli rispetto al nostro corpo, siamo quasi dipendenti. So, and a Feldenkrais session is the opposite of that. Una lezione o sessione del Feldenkrais è completamente l'opposto di tutto ciò. It's gentle, È delicata, it's embodied. è incarnata, The learning switch is turned on. e il tasto, diciamo, dell'apprendimento è acceso, innescato. One is aware of and can even get pleasure from. Uno è anche consapevole anche del piacere che ne The riceve. smallest new sensation or movement. Le sensazioni nuove, proprio piccolissime, più piccole di movimento. Not only is it not high tech, Non è high tech, it's the lowest low tech you could imagine. è proprio la più bassa low tech che si possa immaginare, Based on the highest, most sophisticated view of the brain. però che ha le basi sulla visione proprio più elevata rispetto al funzionamento del nostro cervello. And the results speak for themselves. E i risultati parlano da sé. I'll stop there. Finisco qui, grazie. So do want to do some questions? Chiede se ci sono delle domande per lui. Buongiorno. Prima il professore parlava dell'importanza del contesto nel quale avviene l'applicazione di questo metodo. Before you were talking about the importance of the context of the environment where this method takes place. E il ruolo essenziale anche della famiglia, di chi si prende cura di queste persone. E quindi se poteva approfondire un po' di più l'argomento.
And also you talk about the essential role of the family and the relatives who take care about these patients. So if you can go a bit more in depth on this thematic, Sure. please. So my first reference to the families was 100 years ago when before Feldenkrais invented his technique, when some of the first great breakthroughs in treatment of stroke occurred. Allora, la mia... My first reference to Yeah, the families was la not to mia prima- Feldenkrais, but Yeah, to one century. 100 years ago, before Yes. Feldenkrais. Il mio primo riferimento alla famiglia non fa riferimento al Feldenkrais, ma addirittura a un secolo fa, quindi ben prima Yeah. di Feldenkrais. Now I think the role of the family, let's say in the case of a child with cerebral palsy, Allora, pensiamo a un esempio di un bambino che ha una paralisi cerebrale infantile. is first of all to learn to be at least agnostic about the idea of progress. This is an important phrase. Prima di tutto è l'idea di essere agnostici rispetto al concetto e all'idea di progresso. We'll have to be very careful with our language here. Bisogna stare molto attenti col linguaggio qui. As long as there was a doctrine of the unchanging brain, Per quanto ci può essere un dottore che ha a che fare col cervello che non cambia, when there was a catastrophic neurological event, quando c'è un evento, un danno neurologico molto importante, catastrofico, the doctor looked at the X-ray. il dottore di solito guarda saw le damage. radiografie, vede il danno, He saw a damaged area, sì, va a vedere qual è l'area danneggiata, or she saw a damaged o area, lui o lei, sì, and didn't really recommend physiotherapy for very long. e di solito non raccomanda un ciclo di fisioterapia per un tempo molto lungo, Because they understood the brain was broken. perché appunto pensa che il cervello sia rotto di fatto. This is the neurological nihilism I speak about. Questo è il nichilismo neurologico di cui avevo accennato prima. And that still occurs today, E questo avviene ancora oggi, in part because if you don't recommend interventions to people who have had strokes past, say, 6 weeks, in parte perché appunto non si raccomandano interventi alle persone che hanno avuto uno stroke oltre le 6 settimane, and tell a person that any progress they make, it will occur in the first 6 months to a year. Sì, non si fanno trattamenti nelle prime 6 settimane e poi quello che viene detto è che solitamente il recupero avviene nei primi 6 mesi o dai 6 mesi a un anno. The patient and the family E il paziente e la famiglia won't do that work after that. non continueranno a lavorare dopo quel periodo. And then the doctor will see they didn't get better, E il dottore vedrà che non ci saranno stati miglioramenti and it will be a self-fulfilling prophecy. e questo è di fatto è un sentire self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Una profezia, è una profezia che si autoavvera. So this is where we are clinically today. E questo è dove siamo adesso a livello clinico, siamo ancora a questo punto. So sometimes when physicians hear the story of Christian's son or those similar stories, E quindi alcune volte quando i medici sentono la storia di Christian o anche storie simili a quella di Christian, understandably, comprensibilmente they say this isn't possible. I've never seen this.
arrivano a dire questa cosa non è possibile perché io non l'ho mai vista, non l'ho mai sperimentata. And the second part of the statement is true. E la seconda parte della frase è vera, dell'assunzione. But the first part might not be true. Però la prima parte invece potrebbe non essere vera. So I want to emphasize, just because we had this neurological nihilism which said nothing can ever be done, Io voglio enfatizzare questo punto proprio perché abbiamo questo nichilismo neurologico che ci dice che nulla può essere fatto, which is an extreme position, che è una posizione estrema, a dogmatic position based on a metaphor, che è una posizione dogmatica basata su una metafora, doesn't mean that you can always get your wish every single time. Sì, questo non vuol dire d'altro canto che tu non possa esaudire il tuo desiderio ogni volta. The truth is closer to the middle, La verità sta vicino al centro, in mezzo fra queste due posizioni, but there are some people who end up, perhaps like that ballerina, who get back on track of normal development completely. ma ci sono delle persone che possono arrivare a rientrare, diciamo, su una traiettoria tipica, fisiologica proprio di sviluppo, And di recupero. if you think about it, in development, all these different developmental stages we go through, like let's say when children are very young and they can learn many words each day. Sì, se voi pensate allo sviluppo e soprattutto a tutte le tappe dello sviluppo attraverso le quali i bambini passano e tutto quello che imparano durante queste tappe, So we call that the developmental window of we call that the window of language development. ok, per il linguaggio che chiamiamo la finestra dello sviluppo del linguaggio, But in brain terms, that's a period in which the Ma- brain processors for language ma nel linguaggio del cervello questo significa che è un periodo durante il quale il processamento del linguaggio nel cervello are exceptionally plastic è eccezionalmente plastico and modifiable. e anche quindi modificabile. So for the family and the parents, Quindi per la famiglia o per i genitori it's important that they understand that these developmental windows that they read about in textbooks è importante che loro conoscano che ci sono queste finestre temporali, questi periodi critici, come vengono chiamati, dello sviluppo, che loro hanno letto anche su alcuni libri, in alcuni are not testi, necessarily closed, che non sono necessariamente vicine, or they can be reopened often many years later. ok, che poi non si chiudono completamente oppure si chiudono, però possono venire riaperte anche più avanti. So one of the most important concepts is that it is a use it or lose it brain. Uno dei concetti più importanti è il fatto che si dice il cervello o lo utilizzi o lo perdi. So for instance, let's take cerebral palsy. Facciamo un altro esempio, prendiamo sempre la paralisi cerebrale infantile. If a child is born with a stroke, Se un bambino è nato con ha degli esiti di ictus and their arm is spastic and tight, e ha il braccio, l'arto superiore che è spastico ed è retratto, they can't do the normal movements and accidental movements and exploratory movements. se il braccio è retratto in uno schema patologico, ovviamente non può compiere quelli che sono i movimenti fisiologici sia di afferramento sia di esplorazione, To wire up the sensory motor cortex of the brain for the left hand, which is here. proprio per un problema di connessione a livello della corteccia motoria cerebrale. And because this area here is not used, E proprio perché la corteccia motoria cerebrale non viene utilizzata, it's dormant,
è dormiente, and because it's a use it or lose it brain, e proprio per il principio che o lo utilizzi o viene perso, it's undeveloped and unrefined. questo che cosa porta? Porta a far sì che questa area non sia sviluppata e non va a definirsi bene. So it's understimulated. È proprio sottostimolata. So to reawaken it, you have to find ways Quindi se vogliamo risvegliarla, to, dobbiamo trovare dei modi to gently stimulate it per stimolarla, però in maniera delicata, gentile. And there are many cases now of a child who's been like, or a person who's been in a stroke and something held, and they have not only are they in spasm, E adesso ci sono molti casi di persone appunto che hanno avuto un ictus e che hanno questo braccio così retratto, che però non è più completamente in spasmo. because they never move their fingers separately. Sì, quelli che sono in spasmo non riescono, perché sono così, perché loro non riescono a muovere le dita in maniera selettiva, separatamente l'una dall'altra. They don't have a map in their brain for 5 fingers. E questo perché? Perché a livello cerebrale alla fine non hanno sviluppato la mappa mentale separata per le 5 dita. So you might individually stimulate these, and slowly it'll fall away, it'll lose its tension. E quindi devi arrivare a stimolare gentilmente, ma proprio un dito alla volta, per poi arrivare all'estensione delle singole dita e poi della mano. And in a way, they have a new brain now. E proprio stimolando gentilmente un dito alla volta e poi alla mano, tu vai a ricostruire la mappa mentale, quindi a un nuovo cervello. And this can happen many years after a normal developmental window for the hand closes, for instance. E questo è possibile anche che avvenga molti anni dopo quello che è il periodo critico di sviluppo di questa mappa cerebrale. Any other questions? Ci sono altre domande? Volevo chiederle, professore, per i ragazzi che post-Covid stanno così male dal punto di vista psichico, che aiuto può dare il Feldenkrais? Okay, she wants to ask you about the children and teenagers also. Teenagers, okay. About the teenager who are feeling so bad after the COVID pandemic. Which suggestion do you have? In other words, they're feeling emotionally anxious or In che missed senso? out, or do they have brain fog or sick or what? Chiede se la domanda è rispetto all'aspetto emotivo, il malessere è emotivo o anche perché c'è un danno, un qualcosa, quelli che hanno avuto un danno proprio. Malessere emotivo che si trasforma spesso poi anche in dolori di testa, malesseri fisici, mancanza di energia. So it's an emotional, an emotional pain, or anyway, not feeling well. And which then moves also to physical aspects like headache, like not having energy, and You know, it's hard for me to answer that because, you know, every child is different in reacting to different things. È difficile per me rispondere a questa domanda perché ogni bambino reagisce in maniera diversa a cose diverse. And some may have long COVID. E magari alcuni di loro hanno avuto anche un long But- COVID. I mean, if let's say it's emotional, I answer this as a psychiatrist and a psychoanalyst, not as someone who's interested in Feldenkrais. Quindi se è un problema più di tipo emotivo, è più un ambito di tipo psichiatrico e psicoanalitico. You know, there's a psychoanalytic concept called the background of safety. Allora, c'è un concetto della psicanalisi che
si traduce, sarebbe il background della sicurezza. And some people lose it because of trauma early in life. E alcune persone lo perdono perché hanno avuto un trauma nella loro vita, magari da piccoli, But many of us, if we're lucky, ma molti di noi sono fortunati, have it, ce l'hanno, but we don't know we have it. ma non siamo consapevoli di averlo. It's our assumption that the world will unfold in a way in which we have a certain degree of control. E è un'assunzione che si dispiega quando noi riusciamo ad avere un certo livello di controllo su di noi. And it's sort of like you don't know that you've got it until it's gone. Ed è certo che tu non sei consapevole di averlo finché non c'è più. And for many children, this was their first loss of the background of safety. E per molti bambini o teenager questa è stata proprio la prima perdita del background, della sicurezza, della certezza, mi viene da dire. And you can see that it's experienced in the way as Feldenkrais would predict, which is it's a psychosomatic or it's an emotional, physical reaction of our whole beings. Yes, can the beginning. And you can see Yeah. that it unfolds in children, Si dispiega nei bambini. as Feldenkrais might predict, Sì, come anche ha predetto Feldenkrais, avendo questa visione psicosomatica in cui le due parti si uniscono insieme. given that we are embodied minds. Sì, che quindi siamo You know, and so it Incarnati. shows up in our nervous systems. e va a mostrare quello che è il nostro sistema nervoso. He wrote a lot about, for instance, how fear can sort of put us, without even knowing it, in a kind of fetal position or withdrawal. E quindi questo si è visto per esempio anche in quando si ha paura e in come ci si mette a livello, come ci si posiziona proprio a livello posturale e quindi si assume la posizione diciamo quasi fetale, proprio tutta in chiusura. There's so much to say about this. You know, I can't give you satisfaction because there's so much to say, but I would say something else that happened in COVID. And we were actually in Italy in February and March 2020. This was probably the first time. Allora sì, ci sarebbe ancora molto da dire, per cui non riesco a soddisfare del tutto la tua domanda proprio perché ci sarebbe tantissimo, però magari dico qualcosa. Pensiamo a febbraio 2020 in Italy quando è arrivato il Covid. Correct me if I am wrong. E correggetemi se sto sbagliando. When children looked up to their parents Quando i bambini guardavano i loro genitori, of this generation, i bambini o ragazzi di questa generazione. and all the parents were afraid. And all the parents were? Afraid. Ah sì, e tutti i genitori erano spaventati. So that registers in the mind. Allora questa sensazione di paura si registra nella mente, viene registrata. Look, the first thing I would do is acknowledge what happened. La prima cosa che farei è proprio arrivare a riconoscere quello che sta And get them accadendo to talk about what their fears were. e arrivare a parlare con loro anche di questa paura. But also acknowledge life has a tragic component too. We're not always in control. Ma anche il riconoscere che c'è un po' una componente tragica, nel senso che noi non riusciamo sempre ad avere controllo su tutto. But then also over time give them a sense of proportion. Ma anche nel tempo dare loro il senso anche della proporzione, del quanto. And redirect them back to choose life. E reindirizzarli a scegliere la vita. Thank you. Thank you. So I'm very sorry, sir, but we have another group. Oh, no problem. within, so I have to stop this you. wonderful press conference.
And I give the floor to Ms. Francesca Scatto. Please, madam. Vai, su. Si sente, sì. Non ho parole, io dicevo a Cristian prima, sono andata fuori orario con i miei appuntamenti, con tutto, però non potevo non ascoltarla e apprezzare quello di cui non avevo dubbi, peraltro. Stiamo facendo un discorso di passione, di cuore, di sentimenti che deve essere affiancato alla medicina. So, yeah, I have no words. I'm out of time with my appointments, but I had to stay to listen to you, to what you're saying, because it's a matter of heart, of feelings, and the heart also of medicine. E le ultime parole dette dal professore sono andate ad aprire un'ulteriore finestra dolente, relativa al momento che non solo abbiamo vissuto con il Covid, perché poi lasciatemelo dire, e poi chiudo davvero, abbiamo imputato al Covid delle responsabilità che probabilmente il Covid non aveva. Il professore ha detto avremmo dovuto parlare ai piccoli, avremmo dovuto parlare e spiegare ai nostri figli, e questo è un grande problema, perché il problema che hanno i più giovani probabilmente è proprio legato alla mancanza di rapporto con i genitori, perché la famiglia è sotto attacco. Quindi la ringrazio veramente di cuore e mi rendo conto di quanto bisogno abbiamo del suo apporto e dell'apporto di persone come lei. Grazie. Just the last part. Yeah, she said that it's, and especially thank also to the last words that you said and answering to the question of the COVID, because the responsibility is also of all of us, because it's not just all due to COVID, but also to the families and parents and people who did not speak to their children about it in a very clear way. So the problem that there is now in this society is just not because of COVID, but also because of us. Thank you. Grazie. Thank you.